Buongiorno, buon inizio vlog. Sto mangiando una banana e mi sono fatta il latte caldo, ma sono in ritardo, sono le 7. Volevo partire un po' prima oggi, però vabbè, partirò alle 7:30. Oggi è anche una bella giornata, però c'è qualche nuvoletta. Il robottino lo vedete là perché sto cercando un posto dove metterlo, ma al momento non saprei dove, perché deve essere comodo per muoversi e quindi al momento, poverino, lo lascio lì. Però in realtà sto cercando un posto, però dove era prima non andava bene. Oggi mi muovo, vado a San Vito, stranamente, perché vado a pagare le bollette. Questa settimana in teoria porteremo Gassone dal veterinario e speriamo non chieda tanti soldi, comunque qualcosina abbiamo raccolto, è comunque ancora aperta la raccolta fondi. Lo stipendio non è ancora arrivato. Mi sembra di essere l'anno scorso. Non è ancora arrivato, siamo al 23, però forse arriverà oggi, forse questa settimana, insomma, perché lo scorso stipendio è arrivato il 27, cioè quello di febbraio è arrivato il 27 marzo. E lo stipendio di marzo arriverà il 27 di aprile. All'inizio arrivava a 16 e poi invece no. Le cooperative sono così. Non ci si può fidare. Pippo ha già iniziato la sua opera di scomposizione della casa e vediamo. Ah, è là. Pensavo fosse sul mio tappeto. No, è ancora intero. Buongiorno Pippo, come stai? Bello il paesaggio? Sì, ci sono i chip, vero? Dov'è il mirtillo, Pepe? Dov'è il mirtillo? Mirtillo? Dov'è? È là. Mirtillo? Allora io prendo Mirtillo, Oddio, Mirtillo! Pepe, poi Mirtillo. Questa puzzetta. Para, la puzzetta. Chi è quello? Oh, si fa le coccole. Ucci. Un Pepe riflesso. Chi sei, Bucci? Hai visto, Bucci, un Pepe? Pepe? Stavo parlando con una lucertola che era lì per terra. Sembrava viva, in realtà è morta. Poverina. E io ero convinta stesse prendendo il sole, allora l'ho toccata piano piano. Però non si è spostata minimamente, cioè mi sono avvicinata, quindi era impossibile fosse viva, perché di solito se ti avvicini se ne vanno. Bene, era morta. Io parlavo con la lucertola morta. Sì, ma che abbronzata che sono. Cavolo. Io e Pepe... in realtà stavo guardando il telefono e Pepe stava guardando il telefono con me. Non posso più fare niente da sola, Si sta vedendo nel telefono, no, ma non è possibile. Cioè è così, è sempre. Se vede un tablet, se vede un telefono, se vede la televisione, basta. Lui è fissato con gli schermi adesso. Chi è quello? Di nuovo un Pepe come stamattina. Mamma mia. Questo Pepe non lo puoi prendere. Vabbè, niente, allora... vi aggiorno, ho la visita oculistica il 18 di maggio, cioè vicina, per fortuna, era l'unico posto disponibile così vicino, a Cortina, quindi anche vicino di strada, e perché è un orario, probabilmente qualcuno ha disdetto, perché è mezzogiorno e 20, quindi è un orario un pochino critico per la gente normale che lavora o che insomma così, e quindi ho accettato subito questo posto, perché se no c'era a... oddio, dov'era? A Belluno? No, in Agordo il 24 di agosto? Una cosa del genere, o a Belluno? No, in Agordo il 24 che è distante parecchio, e se no
A Pieve Pieve di Cadore c'è la lista d'attesa, per cui non si sa, tra mesi e mesi forse si libera un posto, e quindi ho accettato subito Cortina perché devo fare il rinnovo della patente, vi ho detto, quindi mi serve avere gli occhiali giusti con la gradazione giusta perché questi sono un pochino sbagliati adesso. Tu non ti vedi nel telefono, vero? Guarda qua, qua. No, non si vede. No, lui non è come Pepe. Vabbè, e basta, non ho altri aggiornamenti in realtà per oggi. No, solo che volevo fare la tinta azzurra. Ah, avete visto che Carlita si rifà il naso? Anch'io vorrei rifare il naso, non ho i soldi. Perché anch'io non respiro bene. Ho una narice, questa qua vedete che è praticamente quasi chiusa e questa è apertissima. Non respiro bene neanch'io, ma vabbè. Io la farei come operazione più estetica che funzionale, perché ho il naso un po' lungo, ma è proprio di famiglia. Poi qui, non so se voi notate, qui c'è più bianco il naso, questo punto qua, c'è un pezzo di naso in più, cioè penso sia un pezzo di cartilagine in più, cioè si sente tantissimo. È tipo una pallina in più, non so perché ci sia, però c'è. Chi è quell'altra che si va a operare, non si è capito che cosa, a Roslion 90, com'è che si chiama? Rossella. Anche quella si va a operare ma non si capisce di cosa. Tutti che vanno a rifarsi il naso, anche chi è che si rifà il naso? Non lo so, tutti che si rifanno il naso. Adesso vado anch'io a farmi il naso, se avessi soldi lo farei, mi andrei a rifare il naso. E vabbè. E chi è che si rifà il naso? Ah, Gaia, quella si fa il naso, e mi pare ci sia un'altra persona, cioè in YouTube adesso gira la moda di rifarsi il naso. Vabbè, così è. Pepe sta cercando Mirtillo. No, ma vi rendete conto? Dov'è Mirtillo? L'hai nascosto lì, vero? Allora, sono le 4:30, un po' più tardi, e piove. Mi ero messa a prendere il sole dopo pranzo, sono stata forse 10 minuti, si è annuvolato tutto, ha iniziato a tuonare e adesso sta diluviando. E vorrei fare un po' di tinta. Vorrei fare un po' di tinta, vorrei fare quella azzurra sopra questi per vedere cosa ne può uscire, però ho ancora l'avanzo dell'altra volta. Allora, faccio come l'altra volta, quindi metto la maschera di Shogun. Questa qui non l'avete ancora vista perché il video di Shogun uscirà prossimamente su questo schermo, ma non mi ricordo quando l'ho programmato, comunque uscirà anche quello. E questa è la maschera della nuova linea Largan Bio. Ha lo stesso profumo dell'altra, però più delicato, molto meno intenso, e il colore è bianco, un color crema ma bianchiccio, invece l'altra, se vi ricordate, era gialla. Quindi io metto sempre questa qua perché va da Dio con i colori semipermanenti, perché aiuta molto il capello a non stressarsi. E poi metto questa, cioè vedete è un colore azzurro chiaro. Adesso voglio vedere, cioè non dovrebbe risultare brutto neanche sbiadito, dovrebbe risultare così, cioè più o meno come questo, un po' più intenso. Ah, è così il colore, è scuro, sembra tipo viola. Vabbè, il colore è scuro, quindi sbiadendo dovrebbe proprio risultare azzurro. Ah, c'è anche un mio capello già, non dovrebbe venire un brutto colore. Vabbè, proviamo. Ebbene, ho acceso il fuoco. No, perché è freschetto, siccome ha piovuto, non è più caldo. Sì, sto guardando il video di Nicole, che era a Cortina. Sono 20 gradi qua dentro, però è freschetto, eh. Poi mi sono messa lo smalto di Miss Gerberina. E questo qua è l'azzurro. Ho avuto difficoltà a stenderlo, non so perché, forse non l'avevo mescolato bene. Ho avuto difficoltà a stenderlo, cioè non si stende in modo uniforme. E la cosa mi ha un po' lasciata, perché quando vi ho fatto il video, ho registrato il video di quando mi sono arrivate queste cose, in realtà si era steso bene, quindi non lo so. Però alla fine il risultato è ottimo, cioè è perfetto, uniforme. Però la stesura è stata un po' difficoltosa. Ed è uscito il sole là via. Cioè, guardate che nuvolone che c'è là sopra. Tutto nero.
sta iniziando anche qua a essere un po' più verde l'erba, però vedete ad esempio in quei punti è ancora bruciacchiata, ancora bruttina. E l'orto è stato girato, cioè la terra è stata girata da Franz, ha rimesso la rete. Papà! 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 Tipo! Papà! E questa è una sirena e così urla ancora poco, Papà! Guarda che c'è Mirtillo. Pepe, vai a prendere Mirtillo. No, perché adesso ha in mente la pappa. Guardatelo. Ed ecco qua sistemato il colore. Decisamente meglio di prima. Solo che veramente i semipermanenti sono ancora più impegnativi da tenere rispetto alle tinte normali. Che non c'è tanta luce. No, qua sembrano tipo argento. No, non si vede il colore reale, ve lo devo far vedere con il sole, ma lo farò su Instagram magari domani. Vi ringrazio per essere stati qui con me anche in questo vlog e buon martedì, buon proseguimento di giornata soprattutto, visto che esce alle 2 del pomeriggio e nient'altro. Domani uscirà un nuovo video, mi raccomando non mancate, sempre ore 14 qui sul canale. Vi lascio perché così faccio i miei mestieri di casa come sempre, perché se no ce li ho domani da lavare i piatti, quindi preferisco lavarli stasera. Non ne ho molta voglia, ma preferisco lavarli e liberare il lavandino, perché quando il lavandino è pulito e non c'è niente dentro si sta da Dio. Cioè io mentalmente sto molto meglio, è come quando il letto è fatto, come quando il divano è a posto. Ecco, io mi sento mentalmente bene e quindi niente, tra un po' finirò di fare fuoco perché comunque di là c'è un bel calduccio e quindi per asciugare gli asciugamani, cioè quello lì e dopo anche quello e quello che mettiamo per terra, insomma basta e avanza. E quindi niente, vi ringrazio e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!